Io spero siano pochi, ma credo che saranno alcune centinaia. L'allarme dei consumatori, centinaia di famiglie padovane soffocate dai mutui, senza lavoro per la crisi e con la preoccupazione di non poter pagare la rata per la casa. Da pochi giorni è partito il piano famiglia, la moratoria sui mutui. L'accordo tra banche e consumatori prevede lo stop dei pagamenti sulla prima casa fino a 150.000 euro. La condizione è che la famiglia non superi i 40.000 euro di reddito e già cominciano ad arrivare le richieste. Dall'altro ieri sono arrivate 6 persone, mi sembra di ricordare, alle quali abbiamo già dato assistenza nella compilazione del modello e che sono già stati consegnati alle banche. Il piano famiglia si rivolge a chi ha perso il lavoro nel 2009, cassaintegrati, operai in mobilità, persone che senza reddito faticano a pagare il debito con le banche e che rischiano di perdere la casa. Ha sicuramente degli effetti molto positivi, consente una migliore sostenibilità del credito in quanto l'attenuazione degli obblighi contrattuali che sono previsti nel contratto in questo modo vengono in qualche modo stemperati. Ma dicono le associazioni dei consumatori, bisogna fare attenzione. Le rate vengono solo posticipate, gli interessi dovranno comunque venire pagati e, assicura il vice direttore generale di Banca Antonveneta, non ci saranno maggiorazioni. Assolutamente no, in quanto la possibilità poi di negoziare con il cliente la diluizione del periodo di pagamento in un periodo successivo non comporta necessariamente un onere alla scadenza di 12 mesi. Il piano casa, una opportunità per chi è rimasto senza lavoro, ma da usare con la massima cautela.